Codroipo Camino. Fumata nera. Mercoledì 27 gennaio 2016 il municipio di Codroipo ospitava tutta la giunta, il consiglio e soprattutto tantissima gente accorsa per la decisione che avrebbe dovuto portare al referendum popolare sulla fusione dei due comuni. Dopo un'ora di dibattimenti vari su diversi argomenti all'ordine del giorno, che per quanto interessanti non erano certo il motivo della partecipazione popolare, il sindaco Fabio Marchetti ha presentato il progetto di fusione e i diversi aspetti da prendere in considerazione. L'unico che aveva chiesto di rinviare l'argomento fusione è stato il consigliere Daniele Gigante. La consigliera Carla Comisso ha chiesto di sospendere per una riunione dei capigruppo, adducendo motivi personali. Poi lo stesso ha fatto Bruno Di Natale e quindi alle 21:23 sono usciti lasciando interdetti gli spettatori. Erano le 23:14 quando finalmente sono rientrati e il sindaco ha decretato la sospensione della seduta, rinviata all'indomani, giovedì 28 gennaio alle 20:30. Ho chiesto al sindaco una dichiarazione. È stata una seduta di consiglio comunale molto intensa, quella di questa sera. Abbiamo approvato un ordine del giorno molto importante relativamente alla parte tributi di questo comune, ma la sala era piena non per questa delibera, ma per la delibera relativa alla richiesta di referendum per indire la fusione dei comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento. Penso che, tolta la seduta della convocazione, la serata più importante di tutte del mio insediamento, la serata più importante di tutte fosse appunto quella di questa sera. Alle 21:23 abbiamo sospeso i lavori su richiesta di due capigruppo, uno di maggioranza e uno di opposizione. Io ho convenuto sulla sospensione dei lavori, è stata una sospensione tecnica richiesta proprio per consentire a tutti i consiglieri domani sera, serata in cui è riconvocato il Consiglio, di esprimersi nella maniera più compiuta possibile e di presentare quegli emendamenti che alcuni di loro ritenevano necessari per la completezza di un atto importante, fondamentale per le nostre comunità e per l'intero Medio Friuli, come quello che domani andremo a discutere e auspico approvare. Per il Ponte News, Marco Mascioli.